Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Reggio Calabria, in collaborazione con quelli di Agrigento, hanno catturato a Naro il ricercato Piero Galleia, 44 anni, affiliato alla cosca Ierino di Gioiosa Ionica. L'uomo deve scontare 6 anni di reclusione poiché condannato dalla Corte d'Appello di Catanzaro per estorsione, danneggiamento ed altro commessi con l'aggravante delle modalità mafiose nella provincia di Catanzaro nel 2002. Sarebbe di 3 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta ieri sera a Scilla, nel Reggino, in un negozio di casalinghi, causata probabilmente dallo scoppio di una o più bombole di gas da campeggio. La più grave, la proprietaria Angela Carbone, 25 anni, è stata trasferita nel centro Grandi Ustionati di Catania. Il negozio, al piano terra di una palazzina di Via Libertà, è andato completamente distrutto. Accertare il motivo del passaggio dell'esplosivo nel porto di Gioia Tauro è uno degli elementi che dovrà chiarire l'inchiesta della DDA di Reggio Calabria sulle 7 tonnellate di T4 trovate ieri in un container nello scalo calabrese. Magistrati ed investigatori reggini vogliono capire se il porto di Gioia Tauro è inserito nei traffici internazionali di esplosivo. Sappiamo che Di Landro è qui, siamo pronti a colpirlo. Il messaggio intimidatorio questa volta corre lungo il filo del telefono ed è indirizzato ancora una volta al procuratore Salvatore Di Landro. In 2 chiamate a carabinieri e polizia di Reggio Calabria si faceva riferimento alla presenza in ospedale per una visita a un parente che aveva avuto un incidente del PG. Scattato l'allarme, è stato attivato il sistema di sicurezza. Indagano i carabinieri. È stato condannato a 6 mesi, pena sospesa, il governatore Giuseppe Scopelliti. L'accusa rivolta al presidente è stata quella, quando era sindaco di Reggio Calabria, del mancato controllo della discarica di Longhi Bovetti, dalla quale non era stato eliminato il percolato dalla vasca di raccordo. Insieme a lui sono stati condannati l'assessore regionale Antonio Caridi e il dirigente comunale Igor Paonni. Un colpo di pistola è stato esploso nella notte nell'esercizio commerciale L'Arte del Dormire di Crotone. Titolare del negozio è l'ex consigliere comunale Giuseppe Mercurio. Sul posto è intervenuta la polizia che sta svolgendo le indagini del caso. Il comitato organizzatore dei Mondiali 2010 e l'amministrazione comunale di Reggio Calabria hanno inaugurato la Warma all'Area, una moderna e funzionale struttura realizzata nella zona adiacente il Palasport di Parco Pentimele, in cui si svolgeranno alcune partite del campionato mondiale di volley, delle nazionali degli Stati Uniti, dell'Argentina, del Venezuela e del Messico. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità politiche e sportive della città. È stato presentato al Comune il programma della nuova edizione della Notte Piccante a Catanzaro, manifestazione definita una grande festa popolare all'insegna del peperoncino e del morzello. I dettagli sono stati illustrati dal presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Paolo Abramo, Massimo Lo Monaco, presidente della seconda circoscrizione, e dall'ideatore dell'evento, Roberto Talarico, che ha sottolineato come la Notte Piccante abbia ricevuto delle segnalazioni di merito anche su portali nazionali. Tutto pronto anche a Cosenza per la Notte Bruzia, in programma venerdì 24 settembre dalle ore 18 fino all'alba, che è stata presentata ieri mattina al Museo dei Brettii. La manifestazione prevede un articolato programma di iniziative che comprendono l'apertura non stop delle sale cinematografiche, dei musei e dei negozi, sfilate di moda, esposizioni di auto e moto d'epoca, esibizioni sportive, momenti di intrattenimento per bambini, interviste non stop a politici, degustazioni enogastronomiche e una grande festa finale in Piazza dei Bruzzi.